Si dice che se avemo due ricchi e una mucca sola è perché ama scutare o doppio di quanto parliamo. Ecco perché Nicola girò in suo mondo per trovare una gentile signora Maria. Mi dedichi un poco d'attenzione, non sono qui per venderle qualcosa, ho solo voglia di parlare. Non vada via, neanche so da dove incominciare, se vuole si può anche sedere mentre sta ad ascoltare. Gentilissimo signore, si volesse accomodare, mi scusasse se sento parlare, non riesco tanto a capire, il tempo leva e il tempo dona, su me tempo è la sua fortuna, ce lo voglio regalare. Signora Maria, sono un ingegnere, un inventore, un visionario che qualcuno ha definito fuori dal tempo. Ho un'utopia, l'energia in tutte le sue forme, da regalare al nostro piccolo universo di persone. Gentilissimo signore, la mia vita va a finire, ma bullotti e so parole, nel suo mondo mi fa sognare. Il tempo leva e il tempo dona, su suo tempo è la mia fortuna, continuassi a parlare. Signora Maria, avrei altro da raccontarle e spero che la mia passione non l'abbia fatta annoiare. L'ho vista curiosa quando ho raccontato del controllo remoto o quando le ho detto che un uomo può parlare dalla luna. Gentilissimo signore, ma mia come la va a dire, un giorno fuori mi faceva ringiovanire, parlando di lei so mille invenzioni, ho di raggi di tanti colori, chi non li sa più chiamare. Gentilissimo signore, non hai come ringraziare, lo faranno i nostri figlioli.